L'invisibile è il titolo della mostra fotografica a cura di Lavinia Caminiti, volta a stigmatizzare la normalizzazione della morte per mano mafiosa, sensibilizzando chiunque, in particolare ragazzi e bambini. La mostra è stata accolta all'interno del Palazzo di Giustizia di Agrigento, promossa dalla sottosezione agrigentina dell'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con il MIUR, l'UCIM e l'Ufficio Territoriale Scolastico. Allora, invisibili è importante dire ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza, perché quello che vuole comunicare è come dei posti che sono stati teatro di omicidi terribili siano lasciati all'incuria, all'indifferenza non tanto delle istituzioni ma dalla gente comune, ma anche perché passando non sa cosa è successo in quei luoghi. È importante dire che vengono qua accolti poi gli studenti, quindi è importante farli venire in un luogo dove è il tempio appunto della giustizia, dove i ragazzi devono capire che qua vengono difese dei diritti e far conoscere a loro delle storie di uomini morti per un senso di libertà. Abbiamo deciso con entusiasmo di ricevere questa mostra qui all'interno dei locali del Tribunale, perché ci sembra un modo in qualche maniera, a piccoli passi, di avvicinare la magistratura, le istituzioni, i palazzi al cittadino e quindi di cercare di ridurre le distanze in qualche maniera. È una opera, devo dire, commemorativa, culturale, assolutamente meritoria, perché riporta al centro dell'attenzione ancora una volta il tema della mafia, di cui spesso ormai si parla quasi con fastidio ad accantonare. La mostra è visitabile tutti i giorni da chiunque, è visitabile tutti i giorni, soprattutto in orario diurno. Mattutino ovviamente, e per 2 volte alla settimana proprio l'ufficio regionale scolastico ha sostanzialmente previsto che sia visitata anche da studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia, in modo da consentire agli stessi un momento di riflessione sul tema della mostra stessa. Durante questi incontri con le scuole saranno presenti anche magistrati a spiegare l'importanza di questa mostra e del significato della lotta contro la mafia? Assolutamente sì, saranno presenti non soltanto magistrati, saranno presenti, a turno saremo presenti ovviamente noi, ma sarà presente anche l'autrice. La mostra è stata inoltre realizzata nell'ambito della commemorazione della scomparsa del giudice Livatino, alla quale seguiranno altri eventi ad essa collegati. L'Associazione Nazionale Magistrati intende proporre per il prossimo anno, però è un'iniziativa che partirà quest'anno, intende proporre una sorta di premio, di concorso indirizzato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia, che sia ispirato sostanzialmente alla vita e al lavoro del giudice Rosario Livatino. Sostanzialmente intendiamo premiare quell'opera di prosa, di poesia, pittorica, musicale, grafica, di qualunque genere, che in qualche maniera sia consona all'oggetto del tema, e l'opera poi ritenuta più convincente per certi versi sarà premiata in occasione del 30° anniversario della morte del giudice Livatino, e quindi il prossimo anno.